Il piacere di avere qui al mio fianco, la ripresento, Francesca Lonardelli, fondatrice e direttrice di Sotto il cielo di Fred. L'edizione si è appena conclusa questo weekend, sabato, e abbiamo detto ha vinto un gruppo, diciamo un outsider. Sì, Yosh Whale, che sono un gruppo campano, e invito tutti ad andare ad ascoltare perché è un progetto molto valido. Poi i secondi classificati sono stati invece La Notte, un gruppo toscano. Abbiamo avuto il premio Sold Out, che consisterà nell'aprire una data degli Zen Circus, che è stato vinto dal Branco. E diciamo 3 gruppi su 402 iscritti. È diventata una cosa veramente come dire, importante, anche perché voi negli anni avete scoperto, come dire, dei gruppi che adesso sono diciamo super pop. Uno su tutti, Lo Stato Sociale, ce l'avete avuto voi nell'edizione del 2012. Praticamente li avete lanciati in qualche modo. Un gruppo di Bologna poi, che non è neanche come dire. Sì. Guarda, io invece di dire li abbiamo lanciati preferisco dire li abbiamo intercettati. L'avete intercettati, sì, bravo, perché bravo, poi diciamo che appunto un gruppo del genere quello che riesce a fare l'ha fatto appunto perché avevano un'energia incredibile, però noi siamo riusciti a intercettarli prima che pubblicassero il loro album, con cui poi hanno girato in tutta Italia. Certo, esatto. girare tutta Italia. Il giorno prima del loro primo album. Cioè, quindi tra l'altro portate anche bene, diciamo, tutti quelli che come dire, si affacciano alla musica e quant'altro. Io poi in più, se posso dire, quest'anno chi è che presentava? Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia, Eugenio altro di gruppo Gioia. che è passato, che ha vinto il secondo premio nel 2014 e poi adesso sta andando molto bene. Andando molto bene, è andata bene che c'è stata sta Gelatosi Training, che lì hanno fatto il botto con quel video con Marzullo, ma insomma quelli sono anche colpi di fortuna che bisogna saper intercettare. Però diciamo all'origine di tutto, alla prima edizione del 2010, posso dire di aver ficcato lo zampino anch'io, perché a presentare diciamo era qui il sottoscritto. Dalla prima edizione a questa che è la quinta, direi che siete sempre come dire, siete cresciuti costantemente. Sì. Sono contenta perché appunto sia come numero di band, ma anche e soprattutto nel 2010 partimmo con 150 iscritti, di cui 100 torinesi, 100 piemontesi e 50 dal resto d'Italia. Adesso siamo arrivati invece ad averne le proporzioni invertite. Rimangono sempre un 100 piemontesi, però poi arriviamo altri 300 da tutta Italia. Sì. E quest'anno abbiamo avuto un boom di iscritti dal sud Italia. Ci ha stupito e siamo molto contenti di essere arrivati. Anche perché voi comunque date dei premi, diciamo, ci sono tutta una lista di premi e in qualche modo siete diventati un po' un punto di riferimento, a questo punto mi sento di poter dire, per quello che succede anche in questa, chiamiamola diciamo, new wave italiana, perché Sotto il cielo di Fred, come potremmo definirlo? Intanto nasce da una passione che tu e insomma i tuoi collaboratori amici avete per la musica, almeno da sempre, mi viene da dire, no? Sì, per la musica indie, perché appunto il progetto nasce sia come omaggio a Fred Buscaglione, l'avevo scritto io sulla base di una biografia che avevo letto, ma soprattutto da lui abbiamo preso l'immaginario che poi ha dato forma alla Notte Rossa Barbera, a questi posti, alle Piole, alle Balere, con l'altro progetto Avanzi di Balera. Di lui abbiamo valorizzato diciamo l'aspetto più innovativo, no? Come Buscaglione rappresentò una ventata di aria nuova, lui Carosone nella musica, nel panorama della musica anni 50, allo stesso modo quello che cerchiamo è una ventata di innovazione nella musica italiana sì. Che insomma che se ne dica, comunque in qualche modo è avvenuta, sta avvenendo, perché insomma in tanti altri settori di innovazione in Italia non esiste, ma per quanto riguarda invece nella musica con 1000 difficoltà, però devo dire che comunque sempre almeno un settore vivace che riesce a cogliere quelli che sono i cambiamenti e comunque ad adattarsi, no? Mai come quest'anno, direi, con tutti questi gruppi che stanno facendo sold out, anche progetti magari appunto sconosciuti nel giro di pochi mesi riempiono sale come Hiroshima. Questo anche grazie di sicuro a Spotify, che inizialmente tutti quanti l'avevano visto con un po' di diffidenza, visto che aveva ammazzato definitivamente il mercato discografico. È stata la ghigliottina finale. Però in realtà ha dato nuova vita ai live.
E questo è... Tu dici perché la tua nuova vita in live perché in qualche modo si riesce a distribuire, a far sentire no, in perché maniera più così, capillare. per la viralità che ha la musica, noi uno dei gruppi che ha fatto da headliner venerdì, Pinguini Tattici Nucleari, Sì. nessuno li conosceva Sì. e venerdì hanno venduto, appunto, hanno fatto tutto esaurito da noi all'Hiroshima. All'Hiroshima. No, infatti, quindi diciamo è un mondo che cambia molto rapidamente, molto velocemente. Io insomma mi piace anche ricordare che, come dire, il cuore in realtà Sotto il cielo di freddo è anche un cuore tenero, perché Avanzi di Ballera c'entra e come. Avanzi di Ballera che è una delle varie serate di cui tu sei stata animatrice. Sì, se Avanzi di così. Ballera nasce proprio nel 2009, prima del premio, per lanciarlo sia a livello di comunicazione ma anche per sostenerlo economicamente. Una serata, un DJ set di musica revival italiana, ma non solo, dagli anni 50 agli anni 80, e per fortuna è andata anche questa sempre crescendo. Adesso la facciamo a Milano, Torino e Bologna, e ci permette di... è il primo finanziatore del premio, io questo lo dico sempre con orgoglio. Il primo finanziatore del premio, cioè Sì. che anche lì è una cosa che vi siete inventati voi, quindi veramente, come dire, siete energia solare, energia pulita voi, energia pulita, assolutamente sostenibile. Allora, io poi abbiamo parlato di Avanzi di Ballera, ma in realtà una delle cose che invece tra poco, se non sbaglio, ti riguardano è una serata sugli anni 90 che è Notti Magiche, Sì. che quella è ancora un'altra decade. Sì, esatto, anche questa appunto è slegata dagli altri progetti, è slegata da Sotto il cielo di freddo, però visto che io nasco inizialmente come PR, questa è la prima festa che ho iniziato a fare nel 2007 forse. Nel 2007, sì. vabbè, adesso lasciamo in cui ho perdere. mosso i primi passi Nell'ambiente, diciamo, sì. della musica e delle organizzazioni Sì, di esatto. serate. Allora, io adesso continueremo a parlare con te, Francesca, ma credo di averli praticamente pronti. Non so se tu li hai mai sentiti, loro sono un po' più blues, adesso sentirete un po' di fischia, ma sono cose normali perché devo aprire tutti i